Il Veneto non è alla fase 5 e non lo sono gli ospedali dell'Uzio Uganea. A rassicurare i cittadini è il nuovo direttore generale della sanità regionale Luciano Flor. La situazione è molto delicata, di questo tutti sono consapevoli, ma per ora non è necessaria la riconversione in Covid Hospital di presidi sul territorio come l'ospedale di Cittadella. Abbiamo, ma già comunicato circa una decina di giorni fa, una riconversione di 100 posti letto in posti Covid. Cosa vuol dire? Vuol dire che alcuni pazienti, logicamente non quelli gravi, vengono trasferiti in altre strutture, questo per liberare non solo il posto letto fisico, ma anche e soprattutto gli operatori sanitari. A Cittadella sono aperti questi reparti. Il reparto materno-infantile è operativo pienamente come sempre, quindi c'è la possibilità sia di partorire sia di essere ricoverati insomma, per le patologie che riguardano magari l'ostetricia e la ginecologia, la neurologia c'è, il pronto soccorso funziona. Alcuni mi chiedono ma l'ambulanza da dove parte? No, parte tutto da Cittadella. L'ospedale è stato dotato di una nuova ambulanza che servirà anche per i trasporti dei malati ad altro presidio. L'appello ai cittadini è quello di rivolgersi al pronto soccorso solo se necessario. Dagli amministratori parole di speranza e conforto. Al termine di questa emergenza, gli ospedali, non solo quelli di Cittadella, ma tutti gli ospedali, ritorneranno come prima.